Se non c'è lo spazio disponibile per una pista ciclabile, non si fa. Concetto semplice quanto difficile da attuare se parliamo di Viale Vittorio Veneto. Ma il colonnello Cosimo Masi, da tempo felicemente pensionato, proprio non accetta che i passeggi da Porta San Tommaso a Santa Maria del Rovere vengano invasi dalle biciclette. È lui l'autore dell'esposto in procura su quello che definisce un utilizzo improprio e pericoloso di corsie dedicate ai pedoni. E non è cosa di questi giorni, visto che la prima raccomandata in tribunale e per conoscenza del Comune è datata 2015. Una reazione a quanto subito e visto subire alle persone che invece di usare la bicicletta avevano deciso di usare i passeggi per quello che sono, ovvero strada pedonale. Mia moglie, non più tardi della scorsa settimana, ha rischiato di essere investita. Senza contare gli episodi a cui è assistito da spettatore, finiti con improperi dall'una e dall'altra parte. Un esposto, sottolinea Masi, per difendere i più deboli. Ma io non sto parlando di pedoni come me, che sono delle persone anziane, sono persone anziane con gravi o piccoli handicap, persone in carrozzella, bambini, di chi vuole fare anche solo 2 passi e le deve fare in santa pace. Ecco perché è pronto ad un secondo esposto, dopo la decisione salomonica del Comune di far usare ai ciclisti la ciclabile di Gentilini in un senso e mezzi passeggi in quello opposto, con relative contestazioni per larghezze di carreggiata e inevitabili invasioni di campo. E nell'esposto non si citerà solo i passeggi di San Tommaso. Vedere se nell'ambito urbano tutto che sia a posto almeno, perché non venga fuori che altre cose manca l'ordinanza e allora non possiamo fare le multe. Anche un po' di ordine, insomma. Non devo dirlo io, non devo dirlo io.